Allora, segretario Cestaro, siamo di nuovo insieme. Il messaggio chiedeva perché non viene ripristinata la contingenza in virtù di un'inflazione così galoppante. Beh, diciamo che questo meccanismo di rivalutazione diciamo, anche quello un sistema che si chiama così, ma potremmo chiamarlo contingenza. La cosa è, diciamo, ogni sistema di tutela e di protezione dei salari, diciamo, può evolvere nel tempo. Cito un esempio: per l'adeguamento dei contratti di lavoro, dei contratti nazionali di lavoro, da alcuni anni si usa un indice che si chiama IPCA. Lasciamo perdere la sigla, però è un meccanismo di tutela dei salari costruito sull'inflazione depurata dai costi energetici. Ora, voi capite benissimo che quel meccanismo lì probabilmente va rivisto considerando che i costi energetici sono aumentati nella misura che sappiamo. Lo dico per dire che cosa? Che ogni sistema va verificato in ragione dei tempi che corrono. Voglio ricordare che tra la metà degli anni 70 e gli anni 80 in Italia c'era un'inflazione a due cifre, dove la prima era il 2, e dove, diciamo, l'aumento dei costi al consumo anticipava l'inflazione e anticipava gli aumenti derivanti dalla contingenza, che è la ragione per cui a un certo punto si è messo mano a quel meccanismo, perché era un sistema che aveva avuto il suo senso negli anni precedenti, ma nel corso del tempo aveva creato una condizione negativa, e cioè i prezzi aumentavano prima ancora che ci fosse l'applicazione dell'indennità di contingenza, e quindi creano una condizione devastante per diciamo, la vita delle persone, e con un'inflazione che era arrivata, se non ricordo male, attorno al 21-22%. Quindi una condizione gravissima, che è stata la ragione per la quale già col governo Ciampi si mise mano a quel meccanismo lì e se ne costruì un altro. Cioè i meccanismi non sono sempre gli stessi nel corso dei decenni, vanno cambiati in ragione degli andamenti dell'economia, perché sennò si rischiano di fare dei danni. Certo. Che anni erano, scusi, che ha detto che periodo era? Gli anni 80? Cosa ha detto? Metà anni 70, Anni metà 70, anni 80. Ok. 80, la crisi energetica, insomma, le domeniche a piedi, insomma, quegli anni che stanno a metà degli anni 70 fino ai primi anni 80. Quindi, diciamo, i meccanismi di tutela delle pensioni e dei salari vanno costruiti in ragione degli andamenti, come dicono quelli più bravi di me, economici che governano l'economia, insomma, ma finalizzati a tutelare effettivamente il potere d'acquisto delle persone, che è tra le altre cose il nostro compito, insomma. Certo. Allora, dopo torniamo ancora con lei, segretario, che ci spiegherà anche questa manifestazione che può essere interessante, senza dubbio entrare nello specifico. Maria Pestorello, allora spieghiamo questa rivalutazione, abbiamo anche le slide di supporto, prima abbiamo visto un anticipo, come avviene questa rivalutazione di cui parlava il segretario? Sì, il termine tecnico per definire la rivalutazione delle pensioni annuale è perequazione, però giustamente se io dico perequazione magari vengo capita da pochi. Io quando parlo di questo parlo sempre di rivalutazione annuale delle pensioni. Al 1° gennaio di ogni anno le pensioni vengono rivalutate con riferimento al tasso di inflazione che c'è stato l'anno precedente. Quest'anno ci siamo trovati di fronte a un aumento incredibile dei costi dell'energia, con conseguente aumento anche dei generi di prima necessità, e l'indice di rivalutazione stabilito
facendo i conti proprio sugli aumenti che ci sono stati, è quello del 7,3%. Di questo 7,3% è stato già anticipato il 2% dal 1° ottobre, quindi i pensionati e le pensionate si sono trovati un assegno maggiorato del 2% da ottobre e avranno un ulteriore 5,3% a partire dal 1° gennaio dell'anno prossimo. Purtroppo da conti che vediamo, che sentiamo fare giornalmente, i generi di maggiore consumo da parte dei pensionati sono quelli che hanno ottenuto davvero un grande aumento. Non andrà a coprire quello che è stato già anticipato dai pensionati quest'anno con l'aumento che c'è stato del costo sia dell'energia che dei beni di prima necessità. Adesso, aiutandoci anche con le slide che il regionale ha fatto molto bene, questa parla di come viene calcolata la rivalutazione. Quindi dice che c'è questa legge, una legge proprio, sì, 388 esatto, del 2000, è la legge del 2000, e la rivalutazione, che poi, come diceva Massimo prima, è stata per un certo periodo non applicata, perché è applicata in maniera diversa. Comunque ogni anno a gennaio, insomma, si aumentano le pensioni oppure non si aumentano, come è capitato 3 anni fa, che l'inflazione, il tasso è stato 0 e quindi non hanno avuto alcun aumento. Allora, dicevo, vengono aumentate per intero del 100% di questi 7,3% per le pensioni che sono fino a 4 volte il trattamento minimo, all'incirca poco più di 2.000 euro mensili. Invece vengono rivalutate al 90% dalle 4 alle 5 volte il trattamento minimo, circa dai 2.000 ai 2.500 euro, e poi oltre i 2.500 euro di questo aumento viene preso solo il 75%, scusate. E questa è la prima slide per sintetizzarla, poi magari se andiamo avanti chiedo alla regia di andare avanti. Diceva che comunque c'è stata la sospensione dal 2012 al 2021. Diciamo che io ricordo i nostri pensionati, ma loro lo ricorderanno molto bene, che nel 2012 e 2013 il famigerata legge Monti-Fornero portò al blocco della rivalutazione per le pensioni oltre le 3 volte il trattamento minimo, e quindi lì c'è stata una perdita che, sommata alla rivalutazione dei 2 anni, era superiore al 5%, una perdita che poi questa tipologia di pensionati non ha più recuperato. Ed è stata operata per fortuna solo in quei 2 anni là, 2012 e 2013. Per questi sindacati sì, siamo scesi più volte in piazza, ma perché noi diciamo anche un'altra cosa: il sistema così com'è adesso, quello di rivalutazione sulla base di questo calcolo che si fa ogni anno, non garantisce la mantenuta del potere d'acquisto delle pensioni. Ogni anno i pensionati perdono qualche cosa. In questi giorni ho sentito proprio, leggevo sul giornale, che i beni di prima necessità, i generi alimentari, i generi per la cura della persona e i generi invece per la pulizia della casa sono aumentati. L'inflazione applicata a questi generi è oltre l'11%, quindi il pensionato, colui che ha un reddito medio-basso, risente maggiormente di dell'aumento del tasso dell'inflazione, e se pensiamo che un 7,3% di aumento non va a colmare questo divario, per questo dicevo che non garantisce la mantenuta del potere d'acquisto. Ecco, però poi intanto l'hanno ricevuto, mentre tanti lavoratori non vedono neanche una briciola di cambiamento. I lavoratori hanno gli aumenti rispetto al loro contratto collettivo nazionale di lavoro e seguono un'altra strada. Diciamo che non c'è contrapposizione tra l'uno e l'altro. La questione è che un pensionato, pensiamo specialmente alle pensioni medio-basse,
arriva quasi interamente a usare il proprio reddito pensionistico per la propria sopravvivenza. Certo. C'era un messaggio, sì, adesso lo leggo. Mi sa che riprendeva quanto dicevo io. Ho capito che i meccanismi attuali sono diversi, ma io da oltre 10 anni non ho visto un minimo di aumento della mia busta paga. Eppure... qui non vogliamo fare contrapposizioni tra lavoratori e pensionati. No, dopo alla fine parlando, sì, naturalmente, sì, certo che ci stanno a cuore dopo anche ci si chiede perché non si fanno i figli di coloro che lavorano. Ma continuando con l'inflazione, ho visto prima, è passata una slide che faceva vedere come è cresciuta durante l'anno l'inflazione. Siamo partiti da un 2% mi sembra del mese di gennaio per arrivare a novembre con un tasso dell'11,8%, eccola qua. Se possiamo già andare alla prossima, che così vediamo. Ecco, questa è l'inflazione, lavoro fatto dal sindacato, dallo SPI del Veneto, è molto interessante perché ci fa vedere che anche in Veneto il tasso di inflazione non è uguale per tutte le province. Come vedete, tra Verona, Padova e Venezia c'è una differenza, proprio c'è l'inflazione a ottobre, perché è stato preso come punto di riferimento il mese di ottobre. A ottobre c'è stata meno inflazione registrata a Venezia rispetto a Padova e Verona. Poi possiamo andare avanti con la prossima, vediamo se ci può aiutare. Però ad esempio, sì vabbè, effettivamente sì. Balza la luce un 15,6% di inflazione a Catania, 14,9% a Palermo, ma forse perché i prezzi erano più bassi? Forse perché precedentemente i prezzi erano molto più bassi, non me lo spiego altrimenti, perché comunque uno dei motivi scatenanti dell'aumento esponenziale dell'inflazione è proprio l'aumento del costo dell'energia, che i pensionati e le pensionate hanno già cominciato a pagare non dal 2022, ma già dalla fine del 2021, lo voglio ricordare, quindi è un aumento di costi non indifferente che hanno subito. Allora, tornando, ecco qua, parole e prediche, voi cosa proponete in concreto per ridurre i costi di gas e energia elettrica? Andate in piazza a chiedere estrazione di metano, rigassificatori e centrali nucleari? Diciamo che noi cerchiamo di tutelare il potere d'acquisto delle pensioni e spetta naturalmente ad altri fare delle scelte consapevoli proprio per andare a ridurre il costo dell'energia. Certo. Non ci vogliamo naturalmente sostituire a chi deve prendere, ma noi portiamo in evidenza quello che è il problema. Ci stanno a cuore le condizioni di vita di tante pensionate e di tanti pensionati. Un attimo solo prima della pubblicità, volevo far vedere anche la rivalutazione 2022 che ne stavamo accennando, che prima dei grafici è la slide 5. Sì, è quello che abbiamo già detto. Esatto, che specificava rivalutazione dell'1,7 per la quota di pensioni fino a 2097 euro. Sì, giusto? Che poi alla fine è stato l'1,9%, infatti l'anno scorso i pensionati, quest'anno a gennaio si sono visti aumentare le pensioni dell'1,6%, dopo a marzo è stato dato uno 0,1 in più e poi verso il fine dell'anno lì vediamo l'altra slide, infatti, che la rivalutazione è all'1,9%. Questo è l'iter della rivalutazione praticamente, sì, perché la slide successiva. Perché fanno, c'è un iter, nel senso che decidono adesso proprio per l'INPS, per essere in grado di pagare gli aumenti dal 1° gennaio, già adesso non tiene conto di quella che sarà l'inflazione del mese di dicembre e quindi c'è sempre una rivalutazione provvisoria, quella di gennaio è sempre provvisoria e poi viene ricalcolata, viene resa definitiva e talvolta insomma succede che poi si dà il conguaglio ai pensionati. Perfetto. Adesso andiamo in pubblicità, dopo vediamo anche la rivalutazione nel 2023 e poi le azioni che sono state organizzate dal sindacato, ce ne parlerà il segretario. La manifestazione di martedì 29 novembre a Venezia. Pubblicità.